Euroregione.news. Non sono io, siete voi. La 200esca ex chiesa di San Francesco a Udine, ora prestigiosa sede per esposizioni artistiche ed eventi culturali, ospiterà in aprile 2022 una personale dell'artista friulano Giordano Floreancic, inedita per la sperimentazione che proporrà una sorta di sinestesia che confonderà due discipline diverse, l'arte pittorica e la musica, ponendole in dialogo. Non solamente un omaggio della città all'artista Giordano Floreancic, ha detto l'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolot, portando i saluti del sindaco alla presentazione dell'iniziativa in Sala Iace, ma un evento originale che il comune sostiene nell'ambito della progettualità sull'arte contemporanea. Sì, dialogheranno con la musica. C'è un grande musicista che noi tutti conosciamo, Piero Sidoti, che interpreta le musiche, realizza ed esegue le musiche interpretando i quadri di Giordano Floreancic. Sono quadri di una fortissima carica espressiva e il musicista traspone le sue emozioni in una traccia che può essere ascoltata inquadrando questo QR code che si trova accanto all'opera. È un'iniziativa che secondo me potrà suscitare grande interesse. Poi abbiamo anche il supporto di espressioni qualificate che vengono da fuori regione e crediamo che sia un prodotto che viene qui presentato a Udine, ma che dopo potrà sicuramente trovare momenti di riproposizione in tutto il territorio nazionale. La mostra, che avrà per titolo Non sono io, siete voi, è nata quasi per gioco su un'idea del giornalista Gianmarco Aimi, che nel corso di un'intervista a Floreancic realizzata per la rivista Rolling Stone venne colpito dalla frase dell'artista: ai miei quadri manca solo la parola. Assolutamente, è nata semplicemente da una frase di Giordano. Mi ha sempre detto: ai miei quadri manca solo la parola, sono talmente materici, talmente forti quando uno li ha in casa o comunque li ha in uno spazio, che gli manca solamente dire qualcosa. Io ho anche la fortuna di avere un quadro di Giordano ed effettivamente ogni tanto mi giro e mi sembra quasi di rivolgergli la parola, e così è nata l'idea per gioco. Durante il primo lockdown gli ho detto: ma perché non proviamo a dargli la parola? Mi sembrava banale, anche troppo semplice, magari puntare sulle letture, quello che si fa di solito, e quindi ho chiesto a dei musicisti di grande livello, Piero Sidoti, The Wistons e altri, di ispirarsi a questi quadri e cercare di farli cantare. Adesso forse cantare è un po' riduttivo, non saranno canzoni diciamo classiche con ritornello, ma è un flusso di coscienza che esce proprio dai quadri, attraverso la musica, attraverso le parole ispirate da Giordano, dai titoli dei suoi quadri, o anche semplicemente da parole o frasi che lui ha detto e venivano ispirate appunto dal quadro. Quindi saranno proprio i personaggi. Lui dipinge volti, questi volti li abbiamo presi come se fossero delle persone reali, con le loro frustrazioni, con i loro problemi, con le loro fobie, e abbiamo cercato di trasporli in musica. La sfida vera è quella dei musicisti, in questo caso, di chi deve interpretare questi quadri. Esatto, è stata una sfida anche perché si sono messi alla prova. Di solito in questi casi magari si hanno canzoni già pronte, brani già nel cassetto, invece qui è tutto inedito. Hanno lavorato in alcuni casi proprio con i quadri davanti e quindi provando in studio con queste immagini e cercando proprio di far uscire da questi volti quello che provano o quello che è la loro storia. Quindi è diciamo anche un esperimento, è qualcosa di sperimentale, e penso che insomma questi quadri lo meritavano di non avere qualcosa di standardizzato. Certo. Dal punto di vista tecnico sarà la tecnologia ad aiutare a rendere fruibile anche a livello individuale e non solo collettivo questo esperimento, no? Esatto, sarà semplicemente attraverso il QR code, questi codici che verranno applicati vicino ai quadri, dove ognuno quando entrerà potrà con la fotocamera del telefono fissare il QR code e attraverso le cuffie del proprio cellulare potrà ascoltare la musica e le parole. Quindi di fronte al quadro, di fronte a una ipotetica persona, quel volto ascolterà cantare questi volti e questi quadri. Aggiungo anche che sui cataloghi che poi verranno fatti saranno presenti i QR code, quindi chi acquisterà poi il catalogo potrà poi riascoltare queste canzoni e queste musiche anche una volta a casa.
A dialogare con le opere di Flore Ancig ci saranno più musicisti, uno dei quali, Piero Sidoti, presente in Sala Iace, ha cercato di tradurre musicalmente il suo ritrovarsi travolto dal forte impatto emotivo suscitato dalla drammatica e passionale potenza coloristica di questo artista. Io faccio il critico d'arte, mentre Flore Ancig non fa l'artista, è l'artista, e per questo mi mette in condizione di svantaggio, ha commentato Luca Cantore d'Amore, tratteggiandone figura e personalità. Flore Ancig non può che essere ciò che è nel suo gioco tra estasi e tormento, tra il brutale e l'infantile, oggetto di fascinazione sempre in bilico tra follia e tormento artistico. È un sentimento che mescola amore e isterica antipatia, quello che Luca Cantore d'Amore nutre per Flore Ancig, perché è uno di quegli artisti che l'hanno messo in difficoltà, tirandolo giù da quella torre di cristallo che non concede ad un critico d'arte il piacere di preferire un'opera, di farsi coinvolgere da essa, ma solo di conoscerla. Luca Cantore d'Amore ha definito sinestetica questa prossima mostra di Flore Ancig, dove opere musicali e opere pittoriche si confonderanno per stimolare sensi ed emozioni all'odore del blu o a quel colore del vento cantato da Fabrizio De André. Euroregione.news